Laconico il presidente del Veneto Luca Zaia in merito alle decisioni prese ieri dal Carroccio in via Bellerio, dove non solo è stata espressa unanimità sulla sua candidatura, ma lo ricordiamo ha nominato Giampaolo Dozzo commissario ad acta per la gestione della Liga Veneta nella stagione elettorale e un ultimatum al sindaco di Verona Flavio Tosi. Per quel che mi riguarda, a pancia a terra vado avanti per la mia strada sul mandato che mi ha dato il Consiglio federale. È stata nominata una persona di provata fede leghista e soprattutto di provata anche esperienza e penso che riuscirà a ricompattare il movimento e anche tutta questa partita dovrà essere risolta. Ed è bene però che oggi i veneti sappiano che c'è un candidato presidente che vuole andare dritto all'obiettivo. Poche parole ma ben chiare, quelle del governatore del Veneto a Marghera a margine della consegna da parte di Trenitalia di un nuovo convoglio pendolare alla regione. E lo stesso Matteo Salvini ieri aveva dichiarato ora si parte con i progetti per far vincere Zaia candidato all'unanimità. Unica incognita ora è l'ultimatum dato a Tosi dal Consiglio federale per decidere tra il Carroccio e la fondazione che fa a lui capo ritenute incompatibili e in merito alla presunta perdita di fiducia sul sindaco di Verona Zaia afferma: Ma questo non l'ha mai detto nessuno. Penso che il tema sia quello del dibattito che c'è stato